Benvenuti a Melbourne, dove stanno per iniziare le prove libere di questo Gran Premio d'Australia. Adesso è tempo che i piloti mostrino di che pasta sono fatti. Le squadre visiteranno le piste su 5 continenti mentre lotteranno per il campionato dei piloti e per quello dei costruttori. Secondo te qual è la gara più ambita nel calendario di quest'anno? Credo che le scuderie non vedano l'ora di iniziare il Gran Premio del Messico, che si svolgerà di nuovo nell'autodromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. L'ultimo evento risale al 1992. Da quest'anno vedremo la Honda tornare sulle piste assieme alla McLaren, facendoci così rivivere una delle più grandi collaborazioni nella Formula 1. Potranno ripetere i successi degli anni 80 e 90? Non sarà facile, ma penso che possano farcela. Sono stati anni difficili per la McLaren. Hanno perso un pilota come Hamilton, il direttore tecnico Paddy Lowe, e hanno visto la Mercedes ritirarsi dal ruolo di maggiore investitore. Il ripristino di questa vecchia alleanza potrebbe essere la mossa giusta per tornare a vincere. Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano. Allora ragazzi, devo spiegare un po' di cose. Qualificazione strepitosa, quinto posto ragazzi con Max Verstappen, il minorenne. Una sessione stupefacente per questa squadra che ha lottato caparbiamente. Pole position per Hamilton, adesso devo spiegare. Ecco tutti i loro sforzi ripagati. Intanto c'è Gigi Pucci, Gigi Pucci che fa la telecronaca amighese. Allora ragazzi, perché ho fatto questo cambio? Allora, intanto prima cosa la McLaren fa schifo, cioè nel senso a livello di livrea e tutto non mi ha convinto, e lo sapete che non mi piace guidare con macchine che non mi piacciono, con monoposto che non mi piacciono. E poi voglio aspettare per la carriera come indiana, voglio vedere come va il gioco e tutto quanto. Siamo a difficoltà esperto, quindi la penultima ragazzi, però sono riuscito a fare un gran tempo, non so neanche io come onestamente, non penso che lo ripeterò in gara, è stata proprio una buona prestazione. Che altro dire ragazzi, per la carriera aspetto perché voglio fare prima una stagione così ho scelto Verstappen perché comunque è il pilota più giovane della storia della Formula 1 e quindi volevo fare un po' il pazzo con Max e niente, se vedo che va bene, se vedo che è tutto, la posso fare la carriera, però la carriera la vorrei fare col 50%, qua siamo al 25% e magari con qualche modo dei danni e con la livrea della Williams ufficiale, perché sapete che io a queste cose ci tengo tanto. Quindi niente ragazzi, in questo primo campionato comendiano ci sarà Veneziano che deve dominare con Max Verstappen, quindi l'obiettivo è quello di portare il minorenne a belle prestazioni e magari chissà anche a un podio, qualche podio. Vai raga. No, non ce la posso fare. La qualifica è una cosa, la gara è un'altra. Vai Kume. Spacca tutto Kume, spacca tutto. Mamma mia. Siamo già in quarta posizione, ma sarà dura tenerla così fino alla fine. Attenzione, il Bibitaro ci prova. Ma ritarda la frenata. Max, vai Verstappen, figlio d'arte. Del grande Jos che ha fatto, insomma, non è che ha fatto in Formula 1 cose incredibili, però. Adesso voglio la fuga. Mamma mia, il primo giro sarà un incubo. È la prima vera gara che faccio, perché a parte quella là che ho fatto nel primo video così, vedo che in frenata è veramente dura, In frenata l'è dura Kume. Erbibitaro c'è. Vettel ci prova. Sorpasso di Vettel. Ma il Kume tiene. Vai. Vediamo un po' come va questa prima stagione con la Toro Rosso di Verstappen. Così, ho visto che è il pilota più giovane, ho detto proviamo, dai. Anche perché la McLaren proprio non mi ha convinto. Invece è molto più bella l'abitacolo della Toro Rosso. E il primo giro sta andando, adesso comincerà probabilmente il trenino dietro veneziano, porca troia. Dai Kume, spingi. Se ne stanno andando le prime. L'obiettivo è finire in zona punti. Devo stare molto attento perché da quel che ho capito sono molto aggressivi i piloti, Troppo, ho frenato troppo qua. Dai Kume, spingi.
Se ne sta andando Rikkionen. Però non siamo messi ma madonna, sbavature. Sbavature tipiche di un Kumendone un po' curioso. Bravo Kume, dai. Però sono tutti là, sono tutti là. Dobbiamo essere corretti, devo tenere questa traiettoria. Vettel mi supera molto bene. Gran sorpasso del Vettel, del Bibitarus. Ci siamo già a standard, ok. Dobbiamo difenderci, cercare di non perdere troppe posizioni, ma è impossibile tenerle, ci sono scuderie troppo più forti. Va bene. Madonna, è difficile tenere la monoposto. Mamma mia se è dura. Mamma mia se l'è dura. Mi fa piacere. C'è Pippo Massa, c'è Pippo Massa. Pippo prova l'esterno, Pippo prova l'esterno, Pippo! Mamma mia, questo giovanotto veramente ha coraggio però. Ha coraggio il giovanotto della Toro Rosso. Buono, buono, buono. Dai fioi, dai, ricordo livello esperto, il penultimo, livello kumendiano. Melbourne una gara strafavorevole, dobbiamo sfruttarla. Dai vecchio mio. Dai talentissimo, dai. Perché i rettilinei mi danno via merda. Massa fa un gran sorpasso. Ma Verstappen ancora tiene. Bravo Max. Vado al Max. Le Ferrari sono chiaramente veloci, anche le Williams sono più veloci e devo difendermi. Non è contro il regolamento difendersi correttamente. Giro record del Bibitarus. Attenzione, un ritiro intanto e va piano. Mary va piano. Mamma mia, detriti in pista. Dai, gli incidenti ci sono, attenzione. Alfonso, Alfonso. Alfonso valentissimo. Alfonso valentissimo. Colpi di scena, siamo quinti. Questa è una bella cosa, senza mod già ste cose è una bella cosa. Peccato che la safety car non c'è. Vaffanculo, va, una roba che non so. Ok. Comunque primo ritiro. Vai Fury. Vai Fury. Qua devono andare anche i box. Ma momento di panico c'è stato veramente in pista con due monoposto lentissime e un ritiro. Sì, Gigi, sì. No, Gigi, beh, Gigi Pucci è un mito, il telecronista. Vai, venezianone. Il nostro venezianone sta partendo alla grande. Infatti sto andando ai box. Box. Mamma mia. Comunque ragazzi, alla fine possiamo fare anche la doppia cosa, cioè... Beh, come dopo parlo, fioi. No. Mamma mia. Entrano tutte e due le Lotus, incredibile. Entrano le due Lotus, mamma mia, sto facendo di quei danni. Ok.
Vai, vai, no, cazzo, perdo un po' di... Ma Dio santo. Ho perso un po'. Errore nella strategia Lotus, eh? Sì, lo so. Ok. Mamma mia quanto ho rischiato. Siamo sesti però dopo la sosta, molto molto bene. Adesso le gomme devono entrare in temperatura. Buono, da tra un po' vado anche di miscela elevata. Dai, le qualifiche mi hanno dato una grossa mano in sta gara, non sarà sempre così però, Fioi, eh? Però alla fine sta cosa che ho visto dell'incidente e tutto, potrei fare un altro cambio in corsa, cioè nel senso, potrebbe essere questa la carriera con la Toro Rosso, usiamo Verstappen, però siamo anche col veneziano e quindi per le Vai statistiche ragazzi, facciamo... proviamo il sorpasso ancora sul Grossi, che vi ha superato prima, con tanto di bestemmie commentiane, in polacco antico. Mamma che lotta. Mamma che lotta. Sta andando tutto il Cume, che debutto ragazzi per il Cume, che debutto. Fantastic job Cume, fantastic. Devo cambiare la miscela, non posso farlo adesso. Super sorpasso. Mamma mia. È pazzo il Cume, signori, è pazzo, è pazzo, è pazzo, è pazzo. Mi gasa. Mi gasa questo abitacolo anche. Mi piace troppo. Non presa benissimo questa, però va bene. Blau job, come blau job, dai. Che lotta per il quarto posto. Va bene, Alex. Ok. Bravo Nicolino. Carburante grassa, vai di obeso. Ma il Groli ci prova con gli RS. Sono nervoso. E le gomme sono anche andate. Mamma mia, le gomme sono andate, Fioi. Grossi box, Grossi box. Godo. Grossi box, strategia diversa allora per Grossi. Che cazzo di strategia ha fatto? Non lo so. Dai che arriviamo quarti. Dai che arriviamo quarti. Un po' di sbavature ragazzi, sono la prima gara, un po' di pazienza, ma quarto posto a livello esperto, me lo godo con la Toro Rosso. Prestazione sublime. Sublime. Really good Kume, really good. Va a vincere Nicolino. Prima vittoria per la Mercedes di Nicolino Rosbiff. Ma quello che conta è veneziano quarto, Verstappen quarto, mettetela come volete a sto punto, la carriera può cominciare. Non me l'aspettavo proprio. Però Melbourne è la mia gara, quindi non cantiamo vittoria troppo presto. Mamma mia. Carburante standard, non si sa mai. Solo io posso cambiare le miscele in curva, Dio santo. E signori, ultime curve per un debuttante pazzo, per un minorenne stellare. Signori, the best. The Kume is back. Oh yeah. Yes. Grande prestazione, eh. Proprio ai piedi del podio, che sfiga, però ha fatto un miracolo.
Bravo, bravo, bravo. Nico Rosberg conquista Ah, la penalità per Button, Raikkonen, che figata. a Melbourne. Bella gara del pilota tedesco. Bravissimo Nico, splendido risultato per lui. Direi che come Due inizio di ritiri. stagione non è affatto male. Guarda quante penalità. Qui con noi per Bellissimo. questo weekend. Spero che vi siate divertiti. Arrivederci alla prossima gara. Ciao Gigi Pucci, ciao. Ciao Gigi Pucci. Grande, grande. E si gode. Raga, saluto il comandone veneziano. Ciao, viva Pucci.